Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Another country. The present will never last. The future, it's still tomorrow. Are we living too fast? Searchlight the crowd, I'll fix on your face. I know it well, but it's a dream I can't place. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Everybody, everywhere, feel it in the air. Oh yeah, it's time to take the pressure off. Everybody, everywhere, step out into the future. It's time to take the pressure off. Oh, 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 oh. It's up to you now. It's time to take the pressure off. It's up to you now. It's time to take the pressure off. We're swimming with the rat race. We're running against the tide. It's everybody's business when there's nowhere to hide. Searchlight the crowd, I'm fixed onto you. There is a way out of this into the blue. Something is happening to me. Maybe it's happening to you. Buongiorno Antonino, a te la linea. Grazie cara Natalia, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1043 di oggi, martedì 23 settembre dell'anno del Signore 2025, San Pio da Pietrelcina. Signore e signori, qualche anno fa un sondaggio decise che stabilì che tra gli italiani il più invocato era San Pio, seguito da Sant'Antonio, che fino a quel momento era stato saldamente in testa. Cominciamo la nostra trasmissione, vi ricordo date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono i liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa ai Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Adesso, bella gente, vi ricordo anche a che coordinate incrociamo, 340-670-9659, se volete mandarci le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure, se avete desiderio, quando lo dirò io, 0292947222, segnatamente dopo le 18:30, perché da stasera noi abbiamo all'interno di Zoom Scuola di Magia con il senatore Claudio Borghi Aquilini e stasera parleremo del dopo Pontida. Ma adesso è giunto il momento di lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi col diritto e il rovescio. Buon lavoro Natalia e Simone, allora andate pure. In vista delle elezioni regionali che rappresentano l'antipasto politico delle elezioni politiche che si terranno fra solo 2 anni, lo scontro fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del PD Elly Schlein sta diventando rovente. Entrambe infatti aspirano alla presidenza del Consiglio. La prima, la Meloni, per restarci per un altro quinquennio. La seconda invece per insediarvicisi per la prima volta. Le due però, e particolarmente la Schlein, rischiano di fare i conti senza l'oste. Nel PD infatti sta emergendo con una velocità impressionante una nuova leader.
è Silvia Salis, nuova sindaca di Genova, appena quarantenne, già campionessa olimpionica di lancio del peso, madre di 2 figli. La Salis, fra la sorpresa di tutti, si è subito rivelata come naturalmente empatica e come una comunicatrice credibile e disinvolta. Basti pensare a questa sua dichiarazione: preferisco essere chiamata sindaca. Se comunque sindaco vi piace di più, tranquilli, mi volto lo stesso. La Salis giura che pensa solo a fare il sindaco della sua città, ma ci credono in pochi, perché ha delle doti per poter fare molto di più. E rieccoci, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi, le 18, 21 minuti e 48 secondi, ma adesso è il momento di Qui Parlamento. Qui Parlamento. E allora io ho il piacere di ritrovare e l'abbraccio con affetto, perché apparteniamo tutte e due all'esenzione 048, l'onorevole Tiziana Nisini. Buonasera onorevole, ben trovata. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, Esenzione ben tro- 048. sì, siamo una grande famiglia. Senta, È vero, è troppo grande. è vero, dobbiamo fare in modo che si riduca sempre più. Senta, Esatto. oggi parliamo di cancro al seno, mi pare. Esatto. Parliamo di cancro al seno. No, magari per spiegare, magari a casa non tutti sanno Certo. cos'è 048, perché io fino a 5 mesi fa non sapevo cosa fosse l'esenzione 048, l'esenzione sanitaria che viene data a chi purtroppo ha avuto un tumore e quindi viene data per un tot Esatto. di anni, e quindi per quello dicevo siamo in troppi, perché chi si ammala di tumore in Italia è un numero elevatissimo, ed è per questo che vero. sono qui stasera con voi, giusto? Esattamente, infatti abbiamo una proposta di legge molto interessante sul tema. Sì, esatto, ma la proposta arriva dal mio percorso personale. Io sono stata operata di tumore al seno ad aprile, anzi a maggio, la scoperta aprile, l'intervento a maggio, e sono entrata nella grande famiglia dello 048 e ho scoperto che nel 2024 in Italia 60.000 donne sono state colpite da tumore al seno, in una fascia d'età tra i 35 e i 55 anni, un numero elevatissimo che dagli studi e dagli osservatori è un numero che è destinato ad aumentare, nonostante che la ricerca, i progressi anche dei sanitari sono aumentati. È un fenomeno che ha delle prospettive di crescita. Considerando 60.000 casi in un anno, sono numeri allucinanti, veramente allucinanti. La proposta di legge di cui io sono prima firmataria nasce proprio dal numero elevato di tumori alla mammella e dal fatto che ci sono pochi senologi. I senologi sono specializzati nella cura del tumore, e il grande rischio è che nel futuro, quando tanti senologi prossimi alla pensione non avranno un ricambio generazionale, tante donne come me che sono state nella sfortuna, sono state fortunate, non avranno rischio di non trovare più specialisti per portare avanti un percorso che non si ferma con l'intervento. Chi viene operato chi è affetto da tumore al seno, l'intervento di fatto è il primo step. Dopo partono una serie di terapie che sono diverse a seconda del tipo di tumore, che vedono il coinvolgimento di tanti specialisti. Cosa succede? All'interno della chirurgia generale chiediamo che venga istituito un indirizzo senologico, un indirizzo ad hoc che vada a formare i futuri, io li chiamo angeli perché sono veramente degli angeli, delle persone straordinarie, di persone che si prendono cura di noi donne nel momento in cui entriamo nell'iter dell'operazione e delle terapie, che è un percorso lungo indipendentemente dalla gravità del tumore. E questa è la ratio di questa proposta di legge, è quella di formare senologi per evitare che delle donne si trovino sole
in tutto questo percorso, già dall'individuazione, ma poi anche dall'intervento e da tutte le terapie che seguono, perché poi i controlli, le visite sono numerose, quindi c'è un controllo costante proprio per monitorare la situazione, perché non è detto che una volta tolto il tumore non ritorni, e quindi ci sono tutte delle prassi da portare avanti, c'è bisogno di persone specializzate. I percorsi universitari ormai sono datati, quindi c'è bisogno di un'ondata di novità, di aria fresca, ma anche perché ci vuole ricambio generazionale, perché questo indirizzo diventi appetibile anche per le nuove generazioni che intraprendono comunque un percorso universitario sanitario. Ecco, e a maggior ragione mi permetto di inserirmi per dire questo alle ragazze da 0 a 99 anni e oltre che ci stanno ascoltando. La prevenzione prima di tutto, mi raccomando. È vero, è importante la prevenzione, perché molto spesso si prende sotto gamba, ma non capita sempre agli altri. Io sono un esempio, nel senso, io l'ho scoperto per caso, grazie a delle persone care che sanno che io sono un pochino a volte superficiale, che metto le mie cose in fondo alla lista delle priorità, e mi hanno fissato un'ecografia e una mammografia. E da lì ho scoperto un nodulo che era tutt'altro che benigno. E quindi la prevenzione è indispensabile, l'autopalpazione è importante, e se c'è un minimo dubbio corriamo a fare un'ecografia o un controllo, perché è un semplice controllo che può salvare la vita. Infatti, e soprattutto è più che apprezzabile appunto l'idea di ripianare questo pensionamento di senologi, proprio perché a maggior ragione, come vedete, non è vero che sono tutti uguali. La politica serve proprio a questo, a dare delle risposte ai cittadini, a dare dei servizi utili ai cittadini. Io credo che ci sia più bisogno di un esercito di senologi che non di redditi e bonus vari ed eventuali. È vero. Onorevole, ecco, prego. No, confermavo quanto dicevi te. Sì, è vero, è proprio vero. Abbiamo bisogno di specialisti, abbiamo bisogno di persone, perché poi non è un percorso semplice, è un percorso comunque che questi medici lo sanno fare bene, perché ci prendono per mano e non ci lasciano mai. In ogni momento sono disponibili, in ogni momento sono pronti a supportarci, anche a sopportarci, e sono indispensabili non solamente a livello fisico, a livello sanitario, ma anche a livello psicologico. E il fatto che dei medici, io ringrazio il professor Corrado Tinterri, il fatto che è il medico che mi sta tenendo per mano, è lui che ha voluto fortemente l'inserimento di questa scuola di specializzazione all'interno di chirurgia generale, proprio perché lui tra qualche anno cesserà l'attività e si preoccupa che ci sia qualcuno dopo, e quindi mette anche in evidenza quanto amore c'è nella professione che uno svolge. Infatti, esattamente, ed è proprio questo il punto. Amore per la professione, rispetto per la professione, e soprattutto avere i numeri giusti per rispondere a questa emergenza. L'augurio è che naturalmente con l'andare del tempo il cancro al seno diventi un ricordo, così come tutti i tumori. Onorevole, sento l'aula Sono in aula, nel io sono sottofondo. sempre sì, quando ci Cosa sta sentiamo. succedendo? No, ora siamo in discussione generale, abbiamo votato la giornata nazionale, l'istituzione della giornata di San Francesco d'Assisi, che in questo momento di guerre fa bene anche all'anima, pensare a una persona buona che era tutt'altro che violento, ecco, anche rispetto ai fatti che sono successi ieri nel nostro paese. Infatti, Un po' di delicatezza, di pace e d'amore ci vuole. Sicuramente. Ce la facciamo ad avere questa festa nazionale già quest'anno o se ne parla dal prossimo? Credo dal prossimo, deve fare ancora il passaggio in Senato perché è in prima lettura, però mai dire mai. Ok, e allora a maggior ragione siamo... quando sarà in calendario. Ecco, tra l'altro oggi è San Pio da Pietrelcina, quindi uno aiuterà l'altro, direi. Esatto.
Proprio così. Va bene, grazie allora e ci Grazie a voi. risentiamo presto. Grazie A ancora. presto. Qui Parlamento. E adesso una breve pausa e Stai ascoltiamo. ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. There's a man running hot, and there's a night train. I know he's gonna stick it out. Ride that crazy white horse. He's a man, he's a big in paradise, but he might get blown into the weeds tonight. Seems I was a record stock, and now I couldn't make it out. He's a cold hand Luke, he's a Jew, gonna slippery slow. He's just possessed and crazy, thinking of nothing, baby. All those dreams are going up in smoke. I said, hey, boy, you got your mind in a mess again. Hey, boy, you got to learn how to break the chain. There's a night train to your heartbreak. Get on. It's the dream time that's been driving you on. No more blue sky hanging over your head. So what you gonna do, Floyd? I've got to know. Got to know what you're going to do, yeah. What you gonna do? What you gonna do? What you gonna do, Floyd? I've got to know. I've got to know what you're going to do. There's a night train to your heartbreak. Get on. It's a good time that's been driving you on and on. No more blue sky hanging over. A te la linea, Antonino. Grazie, noi però dovremmo mandare in onda le sigle per Scuola di Magia. Qui Parlamento. Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. You consider me the young apprentice, caught between the silver and Charybdis, hypnotized by you if I should linger, staring at the ring around your finger. E allora alle 18, 35 minuti e 23 secondi, grazie Simone, questa è Scuola di Magia che fa il suo debutto all'interno di Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io voglio dare il benvenuto a bordo al co-conduttore, nonché padrone di casa di questo segmento, che è il senatore Claudio Borghi Aquilini,
benvenuto e che sia una bella stagione. Grazie intanto. Buongiorno Antonino, grazie a te e grazie a te che mi hai salvato dalle 9:30 di mattina, perché del martedì, perché per carità io c'ero affezionato, però alla fine fra i cambiamenti che ci sono stati con gli orari di Ita Airways, il risultato era che praticamente sempre alle 9:30 io ero sull'aereo per Roma, per cui alla fine diventava complicato, e quindi cosa di meglio che avere un po' di ospitalità in un programma come Zoom, anche perché da una parte voi vi ricordate che qui noi cerchiamo di spiegare i trucchi di magia, no? Infatti. Alla fine una delle parti essenziali del trucco di magia è la velocità, perché la mano, cos'è che dicono i prestigiatori? La mano è più rapida dell'occhio, e quindi niente di meglio che uno zoom, no? Per far capire dove ci sono i trucchi e dove non ci sono. Vorrei però iniziare questa nuova collocazione, insomma, diciamo così, che mi consente ovviamente di essere molto più flessibile, parlando di una magia importante, che è quella che ogni anno mette assieme il popolo della Lega a Pontida. Yes. E guardate, voi, noi che ci siamo stati, che siamo stati tante volte, così questo tipo, ormai siamo, mi verrebbe da dire, quasi abituati, no? E magari qualche volta si fanno i confronti, tipo vabbè, però insomma 2 anni fa, però ti ricordi 3 anni fa, no? E così via. Ma non c'è nessun altro partito che fa una cosa simile. Questo forse ogni tanto tendiamo a dimenticarcelo, no? Cioè, mentre noi siamo lì a pensare che magari forse era meglio 2 anni fa, che però insomma quest'anno era proprio bello, no? O similari, ci dimentichiamo dell'importanza di questo momento e dell'unicità di questo momento, appunto di questa magia che per un momento fa dimenticare tutte i litigi, le differenze, le litigate che magari si fanno in sezione, i mugugni perché insomma magari qualche volta le cose non vanno come si pensava che dovessero andare o similari, e però si ritorna come dire per un giorno tutti fratelli sul libero suolo, e si ricorda, come giustamente insomma anche devo dire anche il generale Vannacci ha colto l'occasione da, diciamo, ultimo arrivato, mi verrebbe da dire, no? Però per ricordare una cosa importante, vale a dire l'origine di questo ritrovo, cioè vale a dire il ricordare un momento fondamentale, un momento in cui in passato tutti i comuni dell'Italia, rivali fino al giorno prima, avevano invece deciso di unirsi assieme, mani sulle mani, destre sulle destre, e unirsi nei confronti dell'invasore, no? Che all'epoca ovviamente era Federico Barbarossa, vale a dire l'imperatore tedesco, e questa alleanza ha costituito e ha consentito la formazione di un esercito così forte, così eroico e così determinato da sconfiggere persino l'enorme esercito imperiale, no? Nella battaglia di Legnano. Quello spirito, no? Cioè quella fratellanza, insomma, quel desiderio di libertà, quel desiderio di essere uniti contro chi invece quella libertà ce la vuol togliere, è secondo me forse l'unica vera magia di cui si può parlare in questa rubrica, perché di solito si tende sempre a far vedere che la magia non esiste e che in realtà ci sono sempre sotto dei trucchi. Ecco, in questo caso un po' di magia invece secondo me c'è, e io non sono Salvini, cioè io non sono uno che quando è in mezzo alla folla, in mezzo alla gente diventa più forte, no? Ecco, io divento più debole. Io quando sono in mezzo alla folla, in mezzo alla gente, mi stanco tantissimo, però
però la stanchezza del fisico va di pari passo con la leggerezza del cuore, perché riuscire per tutto il giorno, come sempre succede a Pontida, ad abbracciare, a vedere persone che magari sono quelle che quando siamo qua in radio ogni tanto telefonano, no? E allora di solito arrivano e dice: ma sai che io sono quello che ti telefono ogni tanto quando c'è la scuola di magia su Radio Libertà, piuttosto che qualcuno che magari mi manda i messaggi sui social e io conosco soltanto con una faccina, magari di Zio Paperone, piuttosto che di un Panorama, no? Similari, invece diventa una persona in carne ed ossa. E similari, persone che si ricordano ancora di situazioni del passato, per cui magari mi ringraziano. Io sono lì che dico: ma perché deve ringraziarmi? Ma cosa ho fatto? Non ho fatto niente, anzi sono io che devo ringraziare voi per la pazienza che avete dimostrato in tutti questi tempi, e magari, non so, invece mi ricordano i giorni in cui facevo le dirette dal lago durante il lockdown, e mi ricordano che per loro, insomma, è stato un momento dove sentire la mia voce ogni giorno in quei giorni difficili mi aveva dato la speranza e il desiderio di tirare avanti. E capite che sono cose che ovviamente, insomma, ripagano di tanti momenti di scoramento, di tante serate tornate a casa assolutamente non contento, perché magari non sono riuscito a far passare un qualcosa che avrei voluto, perché magari il compromesso che mi è stato chiesto era pesante e similari. Eppure, insomma, poi si arriva in giornate come queste e ti rendi conto che quello che tu mandi in giro, e che ancora adesso noi in questo momento stiamo mandando in giro, perché ogni messaggio che parte dalla radio oppure da un social, insomma da qualsiasi strumento di comunicazione, così come dalle presentazioni che sto facendo per il libro in giro per le città, ieri ero a Fermo, no? E così via. Ecco, ognuna di queste occasioni è un po' un messaggio nella bottiglia, no? Certo. E tu non sai mai, quando lanci il messaggio nella bottiglia, se qualcuno lo accoglie, no? Ma è ovvio che tu vuoi che venga accolto questo messaggio, e quindi quando arrivi al momento invece e incontri qualcuno che quella bottiglia l'ha trovata su una spiaggia, che l'ha aperta e che ha apprezzato il messaggio che c'era scritto dentro, sono cose che ovviamente danno un senso a tante giornate. Voi vedete, la sigla di Scuola di Magia, quella che sentite brevemente all'inizio, è una canzone dei Police, no? E questa canzone è Wrapped Around Your Finger, che parla, se uno sente il testo di tutta la canzone, ascoltatela se non l'avete ancora fatto, se la conoscete bene, è bellissima, secondo me. Bellissimo anche il video da vedere, fatto tutto con le candele, con un trucco al rallentatore che secondo me, insomma, vale la pena di vederlo, e parla di un apprendista stregone, di un apprendista stregone che a un certo punto si diciamo ribella, no, nei confronti del suo maestro e diventa lui, no, padrone della sua vita. Ecco, c'è un'altra canzone dei Police invece che mi avete fatto venire in mente proprio in questo momento, proprio parlando, che è Message in a Bottle. No? Quindi una canzone che a un certo punto dice: io disperato su un'isola lancio i miei messaggi, no, sulla bottiglia, e poi alla fine quando proprio è il momento della massima disperazione, ecco arrivare tanti altri messaggi di risposta, e il cantante dice: evidentemente non sono da solo a sentirmi da solo, no? Esatto. in giro per il mondo. E quindi niente, insomma, Pontida è stata bellissima come sempre, e ogni volta necessita di un minimo di sbobinatura. Quindi Antonino, se tu sei d'accordo, io mi permetterei di sottolineare alcuni dei punti fondamentali, no? Che sono poi sempre la bussola
dove poi il segretario indica la strada che dobbiamo seguire. Sì, E anche che perché è stato un intervento molto vigoroso e sostenuto quello di Salvini. assolutamente sì, e soprattutto è stato un intervento dove la direzione era chiara. Non nego che in passato ci sono stati momenti di smarrimento, ma in questo caso insomma mi sembra che la direzione sia stata chiara, e mi verrebbe da dire che la direzione è stata chiara ed evidentemente già recepita più o meno da tutti i nostri rappresentanti, no, che in quel momento hanno parlato. Io ero sul palco anch'io quando hanno parlato i capigruppo, no? Perché ovviamente Sì. i parlamentari diciamo così, hanno anche loro. Io sono rappresentante dei cittadini, ma a mia volta anch'io ho un mio rappresentante. No, Borchia no, era che- incazzato nero. Chi? Borchia era incazzato nero. Borchia era incazzato durissimo, partito perché lui li vede più da lanciatissimo, vicino, cavolo. insomma, no? Come sono quelli lì dell'Unione Europea. Però alla fine vedi che in un modo, infatti io poi quando ha finito l'ho abbracciato dicendo grande Paolo. Però Ricordami di non litigare mai con lui. No, ma infatti anche perché poi è grosso. Ecco. È grosso, si può arrabbiare, è bravissimo perché oltretutto anche lì in Sì. Parlamento europeo è sempre rispettato, anche perché poi sai, parla 4 lingue, cioè insomma non è che va sottovalutato, no? Infatti hanno imparato anche gli altri del gruppo dei patrioti a rispettarlo, perché è uno di quelli che parla in francese con quelli che c'è da parlare in francese, che parla in spagnolo con Abascal. Insomma è un ottimo capogruppo, penso, per il Parlamento europeo, un degno successore di Zanni. Però insomma questa bussola ci indica una cosa, fino da quello che abbiamo detto, è che l'Unione Europea, oltre ai soliti rischi che ci hanno sempre, insomma, su cui noi ci siamo sempre battuti, ci spinge o sta cercando di spingersi verso una cosa molto più pericolosa quasi degli aspetti economici. Cioè che l'Unione Europea in molti dei suoi protagonisti punta alla guerra. Cioè è una cosa che io non avrei mai pensato di dover dire o commentare, però a questo punto non possiamo più sottovalutare questa situazione, e che ci siano troppi guerrafondai in Unione Europea, e qualche proselito lo fanno purtroppo anche a casa nostra, ahimè, purtroppo rischia di diventare una realtà. E quindi quando a un certo punto Salvini ha detto mettiamo bene in chiaro una cosa, che per noi non ci sarà mai uno dei nostri che dovrà andare in guerra in prima linea contro chi che sia, insomma, questo secondo me già dovrebbe qualificare in modo preciso il tipo di impostazione politica che noi dobbiamo tenere. Cioè, decisamente. Capite che io ovviamente lo sapete, insomma, parlo di economia, no? Similari posso intrattenervi su tutto. Adesso parleremo chissà per quanto tempo della legge di bilancio, dove ci sarà un 2% in meno di questa aliquota, piuttosto che un aiuto su questa cartella esattoriale, insomma tutte cose ovviamente che impattano la vita di tutti, e che è giustissimo che noi si presidi e che si faccia il meglio possibile. Ma capite che di fronte alla guerra tutto sparisce, ed è assolutamente incredibile pensare che ci siano soggetti che con la massima indifferenza scherzano su questo soggetto.
che evidentemente, come è stato diciamo sottolineato da tanti, anche da Molinari, no? E così via, scherzano con il fuoco per colmare o per diciamo supplire alle sconfitte politiche in casa propria. Prova a fare un nome, Emmanuel Macron? Ecco, sì, quello è uno senza dubbio, ma la stessa roba vale per la von der Leyen, vale per i tedeschi, vale per un sacco di cioè sono sempre di più le persone che a un certo punto mettono ai margini o cercano di mettere ai margini i partiti sovranisti, diciamo così, solo che qui c'è un salto di qualità. Una cosa è quello che facevano fino a ieri, vale a dire faccio il famigerato cordone sanitario, cioè vale a dire questi crescono e allora io mi alleo con tutti, faccio il gruppone, mi metto assieme con i socialisti, mi metto assieme con i comunisti, mi metto assieme con i verdi, chiunque sia mi va bene, no? E mi verrebbe da dire che forse una parte di questi inconfessabili inciuci che ci sono sotto, no? Si è visto anche oggi nella votazione per salvare la Ghirba a Ilaria Salis, no? Perché cioè, in teoria non dovevano esserci dubbi, eppure invece a quanto pare questi dubbi sono emersi e sono più vivi che mai. E quindi però capite che finché era il cordone sanitario, vale a dire tutti gli altri partiti che si dicessero di destra, che si dicessero di sinistra, che si dicessero verdi o similari, che si mettono assieme contro i partiti sovranisti, e va bene, ok, quella è una strategia politica dilatoria, come si suol dire. Io tiro avanti, no? Io tiro avanti cercando di rimanere aggrappato quanto più possibile alla sedia, sperando che le cose cambino e che l'onda che sta portando in alto i partiti sovranisti in tutta Europa passi, e mi verrebbe a dire in tutto il mondo passi, e intanto io rimango aggrappato al potere. Però evidentemente, visto che questa tattica non funzionava perché i partiti sovranisti continuano a crescere, a un certo punto uno rischia di trovarsi alla velocità del fulmine in minoranza, anche con tutta l'alleanza, l'armata Brancaleone di tutti i partiti, destra, sinistra, centro, messi assieme. Allora a un certo punto ci sia qualche pazzo che pensa di trovare la soluzione nel partecipare a guerre, no? Perché così facendo pensa evidentemente poi allora partirà il patriottismo e tutti dietro di me, no? Stessa roba come secondo me, scusate, io adesso poi non è che voglio fare il complottista, ma credo che ci fosse qualcuno che non vedeva l'ora, insomma, che ha visto nel Covid una benedizione, perché consentiva di rimanere aggrappati alla poltrona ancora un pochettino di più in nome dell'emergenza, no? Quante sono le elezioni che non sono state fatte qua a casa nostra, no? Perché c'è il Covid, no? Però in Olanda hanno votato. Certo che votavano dalle altre parti, no? Invece da noi no, non si poteva, no? E così via. Ecco, cioè la stessa mentalità che pensa, no, di sfruttare o di andare addietro a un'emergenza sanitaria pur di rinunciare alle elezioni, secondo me è lo stesso tipo di tarlo, di idea malsana, no? che sta cominciando a girare nella testa di un po' di persone, che dice beh, ma guarda, tutto sommato se noi partecipassimo a una bella guerretta forse non sarebbe male. E voi capite che tante delle cose che stanno succedendo oggettivamente hanno questo sapore pericolosissimo, perché a un certo punto istantaneamente si vede i pericolosi droni, no, che sconfinano sulla Polonia con la foto della casa distrutta, no, e così via. Poi si scopriva che la casa era stata colpita dal missile polacco e che i droni magari erano stati semplicemente confusi dalle contromisure antiaeree, no? E che quindi avevano cominciato che non avevano nessun tipo di carica esplosiva addosso,
e che hanno semplicemente continuato a volare senza ormai più guida. Dopodiché, cioè, vedete che ogni giorno, un giorno c'è lo sconfinamento e poi dopo invece si vede che erano in corridoio neutrale. E l'altro giorno, oggi, stamattina ci sono gli aeroporti, no? Cioè, ma scusate, ma come fanno i droni russi, ma detto fra noi? Ma cioè, adesso va bene tutto, ma come fanno ad attaccare l'aeroporto di Copenaghen? Cioè, ma basta una carta geografica per capire la che non è molto distanza è probabile che evidentemente ci troppa perché possa accadere. Ma cioè adesso, ma va bene tutto, qui per carità, voi si può credere che uno può pensare che la gente creda a tutto, ma su via, cioè non sono cose, sono cose che sono evidentemente amplificate e fatte e diffuse per creare insomma un clima di guerra. E purtroppo questo clima di guerra, anche camuffato da manifestazioni pacifiste pro i bambini di Gaza e cose di questo tipo, poi abbiamo visto che cosa stanno portando. Cioè c'è una violenza repressa così bestiale da parte della sinistra, no? Che evidentemente non tollera che ci sia qualcuno al governo che non siano i loro amici, tale per cui anche le occasioni che dovrebbero risultare più pacifiche di manifestazioni similari poi dopo si trasformano in un disastro. E NB io l'ho scampata bella, mi verrebbe da dire, perché io ero lì e dovevo prendere il treno esattamente in quei momenti per andare a Fermo, ad Ancona, per fare la mia presentazione di ieri sera. Io sono uscito dalla metropolitana perché, al contrario di quello che pensano tanti, no, l'auto blu e così di questo tipo, e Certo. ovviamente chi mi segue qua su Scuola di Magia sa, no, che ovviamente non mi ha mai trovato una volta sull'auto blu, ma io ho preso la mia bella metropolitanina gialla da Duomo, sono sceso al centrale e una volta uscito, chi lo fa quel tratto sa che ci sono quei 2 tapirulan che salgono. Una volta arrivato sul tapirulan mi sono accorto che era tutto sbarrato e c'erano degli agenti che mi dicevano no, non si può entrare da qua, passi di fuori. Passo di fuori, metto la testa fuori e c'era una serie di soggetti col passamontagna e così di questo tipo che insomma devo ringraziare il cielo che non mi abbiano riconosciuto, perché sennò era Al traumatologico ieri. Altro che presentazione a Fermo. andavo a fare compagnia a quei poveri agenti che per fare il loro dovere sono finiti all'ospedale. Allora sono tornato giù, gli ho detto scusi, sono il senatore Borghi, non so se sia una bella idea prendere e farmi passare fuori, perché sa com'è, e allora mi hanno fatto passare e risultato io sono riuscito a sgattaiolare dentro in stazione e prendere il treno, ma altrimenti io sarei rimasto schiacciato fra questi che stavano per dare l'assalto alla stazione e le porte chiuse della stazione che era in stato d'assedio. Ecco, questi delinquenti, questi teppisti, queste teste di cazzo, chiamiamoli come vogliamo, che non vedono l'ora di scassare tutto, no? Così come pensando di che cosa? Pensando di dare una lezione a Salvini, di dare una lezione alla Meloni, ma l'unica lezione che danno è su quanto sono cretini, ma il risultato è che poi la gente però si fa male davvero, perché non è tanto la questione della vetrina rotta, che pure oggettivamente se io fossi un esercente mi girano di molto le palle, ma la cosa che dà più fastidio è vedere una marea di poveri agenti
che sono lì a fare il loro lavoro, presi e mandati secchi all'ospedale così per cosa. Quindi Appunto. c'è un clima pesante, e in questo clima pesante avere come messaggio principale, importante, insomma, detto da Pontida sul fatto che noi al gioco della guerra non ci staremo mai, e che quindi non ci sarà mai un appoggio della Lega per un intervento dei nostri ragazzi su qualsiasi tipo di fronte, io penso che già questo qualifichi bene quello che si vuol fare, perché delinea una linea rossa. Questa linea rossa anche gli alleati devono schiantartela in testa, perché è ovvio che noi siamo in una coalizione e noi siamo fedeli, no? Ovviamente. È ovvio che non abbiamo nessuna intenzione di far cadere il governo per poi far arrivare il PD che farà peggio. Ma non è che è sempre tutto a quel punto concesso. Ci sono dei limiti che devono essere rispettati. E uno di questi, ovviamente, è la partecipazione a qualsiasi tipo di conflitto armato da qualsiasi parte del mondo. E io penso che in questo momento siamo l'unico partito che l'ha detta chiara, insomma, questa posizione, e credo che sia un buon punto di partenza, ecco, perché credimi Tonino, io avrei preferito ovviamente occuparmi di economia. Quando mi hanno detto che devo occuparmi del Copasir, quindi della Certo. sicurezza nazionale e similari, ho fatto come sempre faccio, mi rimbocco le maniche e mi ci metto dentro. Ho imparato molto e tuttora imparo, insomma, anche oggi c'è stata riunione, ancora imparo da queste riunioni, e so che i pericoli nel mondo sono grandi, ma so anche che il nostro vantaggio clamoroso rispetto a tutti, confermato assolutamente dai nostri servizi segreti che ci difendono ogni giorno. Io approfitto per ringraziarli, perché veramente sono un comparto non di primo ordine, ma di primissimo ordine, e uno dei punti chiave fondamentali della nostra forza, della nostra abilità, insomma, anche nella gestione internazionale dell'intelligence e similari, è il fatto che noi siamo amici di tutti. Questo è un valore clamoroso. Cioè il fatto che non siamo percepiti come un paese ostile, come un paese belligerante, no? Ma che siamo percepiti come un popolo pacifico, ma ha un valore enorme, perché a un certo punto significa molto semplicemente aver riconosciuto uno status di paese neutrale, che è quello che ogni volta che noi nella storia abbiamo pensato di abbandonare ci è sempre andata malissimo. E quindi, insomma, io sono convinto che questo è stato il punto chiave, insomma, di tutta Pontida. Poi è evidente che il sistema, diciamo così, no, delineato da Salvini, dove dice faccio proprio il riassunto più stretto possibile, dove dice: noi siamo per la pace, noi siamo per cercare di aiutare per quanto possibile i nostri cittadini, e se c'è bisogno di prendere un contributo dalle banche dobbiamo prenderlo, no? Che tanto in ogni caso a fronte di 50 miliardi di utili quest'anno per proiettati per il sistema bancario, se anche uno ne prende via tassazione degli extra profitti, ne prende 3, che è il quantitativo sufficiente per pagarci la maggior parte degli interventi a favore dei cittadini, quale il taglio delle aliquote e la rottamazione delle cartelle, direi che non è una scelta politica così strana e così strampalata. E se bisogna spendere soldi per la difesa nostra, perché non è che non bisogna spendere soldi per la difesa, sì bisogna, ma dato che abbiamo statuito che non si va al fronte, questi soldi spesi per la difesa devono essere spesi per la nostra sicurezza, e a quel punto più soldati
più poliziotti, più carabinieri per le strade, pagati magari anche con questa extra spesa per la difesa, e vedi che forse è una cosa che è meglio per tutti, perché cosa faccio? Io spendo per la difesa di un esercito che non ho intenzione di usare. Cominciamo a preoccuparci del problema che abbiamo in casa nostra, e a quel punto tante delle nostre ragazze che non possono uscire la sera perché hanno paura, no? Tanti dei casini che vengono fuori nelle strade, ecco forse avere un sistema con un minimo di polso un pochettino più duro e che possa tutelarci e darci sicurezza, credo che non sia sbagliato, ovviamente lavorando per blindare sempre di più i confini, perché è inutile risolvere le questioni con chi è in questo momento sulle nostre strade se poi dopo continuano ad arrivare. Ecco, mi sembra oggettivamente che come programma sia bello chiaro. Ecco, no, tutto qui mi verrebbe da dire. Si continua a dire no all'Unione Europea e alle sue idee di prendersi più sovranità, e intanto ci si deve occupare della nostra sicurezza interna e non di guerra in giro per il mondo. Basta, Io devo a questo chiedere punto 10 secondi di pausa perché abbiamo sforato un poco, ma torniamo subito. sono qua. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia. Allora, questa è sempre Scuola di Magia, il senatore Claudio Borghi Aquilini, Antonino Danna al microfono con voi alle 19, 7 minuti e 19 secondi. Claudio, se posso chiamarti così, vorrei portare un ulteriore tema, visto che hai detto, dice, le nostre ragazze devono essere libere di andare fuori la sera. Trump ha appena finito di parlare all'ONU, 56 minuti di discorso, nel corso del quale soprattutto ha detto che migranti e politiche green stanno distruggendo l'Europa. Ecco, doveva venire anche l'uomo della Casa Bianca per dirci che forse è il caso di cambiarla questa Europa, che così com'è non va. E poi l'altra cosa che volevo sottolineare, c'è un WhatsApp al 340 670 9659. Antonino, chiedi a Borghi, Mediobanca è sparita come a suo tempo sparì Bastoggio Gemina? Ma no, dunque Mediobanca per adesso non è ancora sparita, ma sparirà, nel senso che è probabile che a un certo punto si andrà verso la cosiddetta OPA residuale. Significa semplicemente che quando sono state scambiate la stragrande maggioranza delle azioni con nuove azioni, allora quelle vecchie che residuano vengono ritirate dal mercato, e quindi Mediobanca come singolo titolo, quando e se succederà questo, Mediobanca come singolo titolo non ci sarà più, ma non è che sparisce perché è fallita o così questo tipo, anzi sparisce perché è entrata in un qualcosa di più grande, e quel qualcosa è il nuovo Monte dei Paschi. Quindi le azioni Mediobanca sono concambiate con azioni Monte dei Paschi, che avrà all'interno quindi anche Mediobanca. Per quello che riguarda invece Trump, è già la seconda volta che arriva una sveglia da parte degli Stati Uniti. La prima volta è stato il famoso discorso di Monaco di Vance, che è quello che io ho trascritto in appendice nel mio libro 20 anni di sovranismo, perché secondo me, diciamo, è uno di quei discorsi che segna una forte differenza fra il prima e il dopo. In questo caso vediamo che c'è un operatore estero, che sia poi quello della maggior potenza mondiale, insomma, gli dà semplicemente più forza e più attenzione, che si accorge che qua da noi ci sono delle cose che non vanno per niente bene. Direi anche decisamente. Ecco, è notizia invece di questi minuti che il governo italiano, a proposito del riconoscimento dello Stato palestinese, si è schierato a favore di una mozione condizionata
e cioè a patto che siano rilasciati gli ostaggi e Hamas sia cacciato fuori da Gaza. Mi sembra Non so, mi ricordo oggettivamente un una po', posizione però da equilibrata. un lato è quello che ha detto Matteo Salvini a Pontide, su questo siamo d'accordo, però mi ricordo un po', passami la battuta, la barzelletta di quello che tira fuori il genio della lampada, gli chiede qualcosa di impossibile, allora l'altro gli dice vabbè, vediamo se possiamo fare una cosa un po' più terra-terra. Hamas non mollerà mai Gaza, mi pare abbastanza evidente. O no? Capito. Ma allora, io su Israele ho una posizione che qualcuno definisce cinica, altri io però la definisco pragmatica. Io ho un tempo limitato nella mia vita. Sì. E questo penso che valga per tutti, no? Sì. Preferisco dedicarmi o dedicare questo poco tempo che ho della mia vita e queste poche forze che riesco a mettere in gioco per riuscire a ottenere un cambiamento, per un qualcosa dove posso incidere, oppure passo del tempo a prendermela con l'orbita di Saturno o qualsiasi altra cosa che sia totalmente al di fuori della mia possibilità. Ecco, purtroppo, ma non so neanche purtroppo, perché a un certo punto se vedi delle persone che vanno avanti così per così tanti anni, no, evidentemente c'è un qualcosa che a noi sfugge, insomma. Però lì sono 5.000 anni che si scannano. L'odio che si sta disseminando, oltretutto in quello che sta succedendo adesso, garantirà i prossimi 5.000 anni di guerra. Cioè, io veramente le profezie bibliche, no, indicano poi che il lupo sarà amico dell'agnello e similari, e ci sono nella Knesset degli arazzi di Chagall meravigliosi, no, dove il terzo indica proprio questa età dell'oro futura, no, dove non ci sarà guerra e anche i nemici vivranno in pace. Ma è evidente che questo non è il tempo di oggi, non è il tempo di domani, e niente che potrà fare l'Italia, niente, ma proprio nientissimo di quello che potrà fare l'Italia potrà avere nessun tipo di influenza su quello che sta succedendo. Cioè, veramente a me dispiace, no? Perché siamo un'era di soluzioni facili, no? Dove tutti dicono ma che ci vuole? No? Che ci vuole? Sì. Basta fare così o basta fare così. Noi dobbiamo, secondo me, ogni tanto fare pace con il concetto che ci sono delle cose che non sono sistemabili. Cioè, vale anche per alcune scelte politiche nostre fatte in passato, no? Dove uno diceva, però se aveste fatto così, se aveste fatto così. Sì, certo, magari se avessimo fatto così, avessimo fatto così, ma noi non sappiamo che cosa sarebbe stato il risultato, e semplicemente ottenere quello che uno pensava o desiderava ottenere non era possibile, date le circostanze. Quindi è un qualcosa che ci fa del male, perché è un tema divisivo, perché è evidente che noi siamo un partito che da sempre è stato contro il fondamentalismo islamico, no? Certo. Per cui, essendo che siamo un partito contro il fondamentalismo islamico, io penso che tuttora dobbiamo tenere alta questa guardia contro una cosa che è stato uno dei mali del secolo, secondo me, che continua del secolo passato e che continua ad esserlo, che è stata fonte di innumerevoli morti, e dall'altra parte però è ovvio che siamo tutti papà, siamo tutti genitori, siamo tutti esseri umani, no? E ogni volta che si vede un massacro, che si vede gente che muore, case che vengono bombardate o similari, ci fanno orrore e repulsione, no? E quindi è una cosa che dilania, è una cosa che divide. Ecco, mentre noi ci dilaniamo, ci dividiamo su qualcosa dove non abbiamo nessun tipo di potere, non è che se l'Italia riconosce lo Stato di Palestina, non lo riconosce, se l'Italia mette sanzioni a Israele, se l'Italia cambia qualcosa, non cambia nulla di nulla.
anzi forse si potrebbe fare anche peggio, no? Perché è ovvio che se abbiamo un popolo che si sente assediato, a torto, a ragione, no? E si aggiunge un assediante in più, no? rispetto agli altri, non credo che gli faccia venire più voglia di aprire le porte, no? Quindi sbeffeggiato, insultato che sia Salvini, lui fa l'unica cosa logica, cercare di tenere aperto un dialogo, perché nel momento stesso in cui il dialogo fallisce, il dialogo non c'è più, nel momento in cui noi ci mettiamo a fare le linguacce a tutti perché siete cattivi e andate a quel paese, ecco, anche quel poco che possiamo pensare di provare, di avere come capacità di intervento o di ascolto sparisce. Ecco, però non è questa la nostra guerra, non è questo il nostro dovere politico, no, in questo momento. Quella è un'indignazione che diciamo può essere presa da chiunque di noi, no, e portata avanti in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, ma politicamente è una cosa che ci fa solo male, mentre invece i nostri avversari non sono divisi su queste cose qua, perché tanto loro sanno cos'è l'obiettivo, cioè in Unione Europea di quello che succede in Israele, Palestina, non frega niente, loro sanno perfettamente dove vogliono andare, vogliono assoggettarci. Ecco, quindi mentre che noi ci dividiamo, no, su Israele e Palestina, che quindi significa dividersi esattamente su un qualcosa dove anche con il 100%, no, di consenso all'interno del nostro paese non porteremo nessun risultato. Dall'altra parte invece c'è gente che lavora per farci molto male, per assoggettarci e per toglierci quel poco di sovranità che ci rimane. Ecco, il mio mestiere è cercare di tenere alta la guardia su quello che posso fare, cioè su quello che in qualche maniera anche in modo difficile, complicato, problematico, con tanti avversari, però qualche risultato può portare e io insomma il mio intento politico è quello di far recuperare sovranità all'Italia, non il resto. Questo è poco, ma è sicuro. È stata tra l'altro una Pontida nella quale Zaia ha detto chiaramente: governo, dacci l'autonomia adesso che te lo chiediamo per piacere, perché può darsi che se continuate a far finta di nulla, al prossimo giro sarete obbligati a dare l'autonomia perché costretti poi dalle circostanze. Non stava dicendo o ci date l'autonomia o facciamo la rivoluzione, stava dicendo un'altra cosa, che è bene prepararsi agli eventi futuri concedendo l'autonomia. Mi sembra una presa di posizione molto chiara. Beh, quello diciamo è un aiuto che viene dato ovviamente alle nostre persone che sono ai tavoli negoziali. Cioè, è quello anche che tante volte purtroppo vedo non capire, no? Cioè, quando in certe situazioni o similari invece di spingerci, no, e dire guardate che noi siamo determinati nel volere questo, no, si attacca il proprio rappresentante dicendo che ma allora non fa abbastanza, cose di questo tipo, è un qualcosa che non aiuta a ottenere il risultato. Invece mostrare determinazione nel voler raggiungere dei diritti, perché ricordiamo che sono dei diritti, e attenzione, l'autonomia non è che arriva dal cielo, l'autonomia arriva da un referendum. Infatti. L'autonomia arriva da un referendum partecipato dalla maggioranza della popolazione, cioè non è un referendum su cui hanno votato il 14%, cose di questo tipo, è un referendum su cui ha votato più del 50% della popolazione, con una maggioranza assolutamente schiacciante di voti su un tema che è previsto dalla Costituzione. Cioè, quindi non è che era un referendum per gioco che chiedeva la monarchia, no? Perché sì. Se uno adesso non è che voglio fare il costituzionalista,
ma è evidente che se nei principi fondamentali, no, della nostra Costituzione, cioè dice articolo 1, l'Italia è una repubblica, no, io non posso fare un referendum dicendo che voglio la monarchia, cioè abbandono a quel punto, e soprattutto non lo posso fare regionale, cioè abbandono, decido semplicemente di cambiare regime, no? A quel punto mando a fuoco la Costituzione e ciao. Viceversa, se io faccio un referendum regionale, consultivo, no? Perché non si possono fare nazionali referendum consultivi, ma regionali sì. Se io faccio un referendum consultivo regionale dove arrivano questi risultati e dall'altra parte abbiamo invece una Carta Costituzionale che la Repubblica sostiene e promuove le autonomie, no? Quindi ripeto, non è che stiamo chiedendo una cosa non scritta nella Costituzione, stiamo scrivendo una cosa, anzi, che i padri costituenti hanno invogliato ad ottenere. Insomma, io penso che Zaia faccia assolutamente bene a ricordare a chi magari fra gli alleati traccheggia che quella è un diritto, è un diritto di chi sostiene e di chi lo chiede. Poi come forse qualcuno ancora non si ricorda, ecco, come sta venendo dipinta l'autonomia. Cioè, l'autonomia significa che le regioni, volendo, possono avere delle competenze maggiori. Infatti. Volendo. Cioè, nessuno è obbligato. E questa competenza maggiore non danneggia nessuno. Cioè, non è che avere competenze maggiori significa che poi allora danneggi qualche altra regione. Sono questioni volontarie, perché uno può anche oggettivamente non volerne usufruire di maggiore autonomia, ma a un certo punto se una regione invece pensa di poter fare meglio dello Stato, ed è un onere, Sì. perché da una parte hai ovviamente hai più potere, tutti vogliono avere più potere, ma dall'altra parte hai anche più responsabilità. Perché fino adesso se qualcosa non funziona in determinati ambiti puoi sempre allargare le braccia e dire che è colpa di qualcun altro. Nel momento stesso in cui dici va bene lo faccio io, poi dopo è colpa tua se le cose non vanno. E quindi, Beh, però è anche un modo per invitare la gente a votare per persone che ti offrono dei servizi concreti e non il reddito di dignità, per esempio. Penso proprio di sì, e questo infatti adesso che siamo alla vigilia di importantissime tornate elettorali, importantissime, perché non dimentichiamo che qui vanno a votare tante regioni importanti e rappresentative di tutta l'Italia, perché stiamo parlando di elezioni che coinvolgono dalla Valle d'Aosta alla Calabria. E quindi è il momento, se mai ce n'è stato uno, di farci pesare anche, mi verrebbe da dire, nel caso non fosse capito il messaggio che ho dato anche prima, che sì, siamo una coalizione e meno male che c'è questa coalizione invece dei disastri che sono successi nella scorsa legislatura, ma non siamo lo stesso partito. Cioè non è la stessa cosa votare Lega e votare Forza Italia, non è la stessa cosa votare Lega o votare Fratelli d'Italia. Cioè quello che pensiamo noi ci è stato detto a Pontida. I nostri amministratori locali, ovviamente come tutti gli amministratori locali, sono liberi di fare quello che meglio credono, ma la filosofia, cioè il comune sentire che deve accomunare ciascun leghista è quello designato dal segretario. Quindi ogni voto in qualsiasi modo, anche se non ti piace il candidato, anche se speravi che fosse candidato tuo zio, invece ti sei trovato candidato vicino di casa o similari, ecco, ogni voto ci aiuta. La mia voce in Parlamento è quella vostra, cioè quella ha la forza che decidete voi di dare. È evidente che se noi riusciremo, come sto zitto, ma insomma la maggior parte dei sondaggi ci stanno indicando che siamo finalmente, dopo tanto lavoro, in crescita, e alcuni sondaggi usciti oggi ci indicano ormai vicini a essere terzo partito,
insomma è molto differente come forza rispetto a un partito invece in calo, dove si vede che, cioè, il messaggio è quello, insomma, se la gente non ci premia, cioè significa che queste idee che noi stiamo portando avanti non sono apprezzate. Legittimo, però poi non lamentiamoci, ecco, se succede il contrario, ecco. Questo è poco ma sicuro. Perché alla fine il punto è quello, cioè, poi tutti lì a dire ma guarda che cosa fanno e ma guarda cosa è successo, ma guarda cosa ha fatto, cosa è successo dipende dai voti. Quando sento oggi gente che è indignata per la questione del fatto che la Commissione dell'Unione Europea ha deciso o ha proposto, perché poi la decisione verrà presa dall'Aula, ma alla fine in votazione ha votato per salvare la Salis. Cioè, mi verrebbe da dire, ma guardate che questo è frutto anche del vostro voto, perché se alle europee invece di votare il Partito Democratico si votava di più Lega, invece di esserci più rappresentanti del Partito Democratico o dei 5 Stelle all'interno di quella commissione, ci fosse stato bastava un rappresentante in più della Lega, ecco che la votazione sarebbe passata. Cioè, alla fine, fortunatamente, dipende dai voti e ci sono dei momenti nella legislatura dove anche il singolo voto vedete che conta. Sempre succede. È successo la scorsa legislatura per il catasto, è successo oggi per la Salis, succede sempre che c'è un voto che balla e quel voto spesso e volentieri è proprio quello di chi è stato a casa. Anna Cisinte, tra l'altro, che è la protagonista del Faccia a Faccia dopo le 19:30, mi ha detto oggi pomeriggio che sono stati, secondo lei, almeno 2 i voti che, diciamo, si sono persi sulla via di Damasco. Sì, sono stati sicuramente 2, tutti gli indizi puntano a 2 del Partito Popolare, non di Forza Italia, questo lo dico proprio, diciamo così, sebbene io non abbia mai avuto problemi a diciamo così litigare su tante posizioni con Tajani e con altri di Forza Italia, ricordate, per la bandiera dell'Unione Europea e così via. Però in questo caso loro non c'entrano, perché non c'è nessun membro di Forza Italia all'interno della commissione Iuri, per cui sono stati qualcuno del Partito Popolare, ma non di Forza Italia. Però sì, sono stati 2, perché la votazione sulla base degli schieramenti doveva concludersi 14-11, invece si è conclusa 12-13, quindi evidentemente sono stati 2 voti che invece di essere dove avrebbero dovuto essere si sono scambiati. Però vedete che ne sarebbe bastato uno, che in ogni caso la votazione invece di finire così sarebbe finita in un altro modo, perché essendo che il numero di componenti è dispari, non ci vuole un genio della matematica per capire che ne bastava uno tolto da una parte e messo dall'altra per ottenere poi un risultato diverso. Allora, io ancora un minuto. Sono arrivati dei WhatsApp dal nostro Ermanno. Borghia, quando il blocco navale? E poi sulla questione Israele-Gaza, l'errore è stato fatto nel 1948, quando è stato creato uno Stato etico in mezzo a un mondo islamico. Condivide? Ma Israele non è uno Stato etico. Ma no, poi guardate, lì andare a vedere cosa sono stati, cioè secondo me è un errore anche andare a vedere cosa è successo nel 48, no? E così via, cioè veramente sono 5.000 anni che lì la questione è di quel tipo lì. Cioè io potrei capire se nel 48 si fosse deciso che arrivavano gli ebrei e venivano messi in Canada, no? Allora a quel punto veniva fuori casino con le popolazioni locali, ma lì insomma era la loro terra in un modo o nell'altro, quindi stiamo parlando di conflitti che esistono veramente da migliaia di anni. Per quello che riguarda invece il blocco navale, mi consente
diritto di ricordare che noi non l'abbiamo mai usata questa espressione. Cioè, il blocco navale, no, era una cosa che diceva Meloni nei comizi. Noi, all'epoca, sapendo come funzionava, abbiamo sempre suggerito prudenza, e la strada di Salvini, ministro dell'interno, ce la ricordiamo, non è che faceva il blocco navale, semplicemente impediva lo sbarco. Ecco. Sembra una piccola differenza, ma in realtà è evidente, perché se io faccio il blocco navale significa che io il gommone o il barcone che sta passando, no, al largo, gli devo tirare una cannonata. Ora, io sono convinto che ci sono qualcuno, no, fra quelli che ci ascoltano, che magari fa sì con la testa dicendo beh, perché cosa c'è di male? Ecco, no, non funziona, insomma, vi assicuro che non è immaginabile, insomma, una cosa del genere. E semplicemente se tu gli dici fermatevi e questi non si fermano, che fai? Infatti. Che fai? Cioè, nel senso, però tu puoi fare una cosa, che è quello che ha fatto Salvini, dare un esempio a tutti. Cioè, arrivavano le navi delle ONG, no? cariche di questi migranti che non scappavano da nessuna guerra, ben pasciuti, e col loro telefonino in mano. Semplicemente non sbarchi. Tu ONG, sei una bella ONG spagnola, te li porti in Spagna dal tuo caro amico Sanchez, e vedete che cosa era successo? Era successo che una volta che si era sparsa la voce che funzionava così, e non partivano più. E quell'anno lì, l'anno di Salvini, ministro dell'interno, è stato l'anno che negli ultimi, credo, 20 anni ha fatto segnare il minor numero di morti in Mediterraneo. Perché? Perché se invece gli altri, con massima ipocrisia, no, e questo vale per tutti gli stati che si affacciano sul Mediterraneo, pensano che la soluzione al problema dell'immigrazione sia far finta di dire venite, e poi metterli in una specie di Hunger Games, in una rotta pericolosa, in modo tale che li rallenti, insomma, vediamo che non funziona. E allora, noi dobbiamo chiudere qua, però tra 168 ore ci ritroviamo allora con la scuola di magia. Certo che sì. Grazie ancora. Grazie Antonino, grazie dell'ospitalità, spero che ti faccia piacere avermi in casa tua alla sera il martedì. Mi alfa est tu alfa, per cui quale ospitalità? Ci mancherebbe pure. Questo è fuori discussione. Grazie ancora. Antonino, un abbraccio, grazie a tutti. Un abbraccio. Arrivederci. Sigla. Avete ascoltato Scuola di Magia. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Natalia, io ringrazio Claudio Borghi Aquilini, gli do ancora una volta il benvenuto a bordo, lo ringrazio veramente di cuore e che dire di più, adesso è il momento del faccia a faccia con Anna Cisint proprio sul caso Ilaria Salis di cui abbiamo già parlato con Claudio Borghi. Buon ascolto e poi alla fine ci si saluta con i Daft Punk Get Lucky del 2013. Noi ci ritroviamo giovedì alla solita ora alle 18.05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora stasera io ho il gradito ritorno di una gradita ospite nelle mie trasmissioni, è l'eurodeputata già sindachessa di Monfalcone Anna Maria Cisint. Intanto grazie di nuovo del tuo tempo, cara Anna. No, grazie a voi. Bentornata. Ma che cosa è successo con questa immunità alla Salis? Sembrava
che addirittura c'era stato il ministro della giustizia che aveva posto le coordinate del carcere in Ungheria dove la Salis sarebbe dovuta andare a finire, in un tweet su X, e invece oggi l'Unione Europea ha deciso di salvarla. Ma allora guarda, la situazione vergognosa è la seguente. Oggi c'è stata la commissione che si chiama Iuri, che è la commissione competente, dove è arrivato il presidente della commissione, che è uno del Partito Popolare, dicendo che sostanzialmente per tutte le regolamentazioni dell'Unione Europea la signora Salis sarebbe dovuta andare a processo, ovvero sarebbe dovuta essere accettata la revoca dell'immunità. Consideriamo che questa commissione è composta da 25 europarlamentari, 7 sono del PPE, eccetera. Chi aveva già detto, i partiti, i gruppi che avevano già detto che sarebbero stati sfavorevoli alla revoca dell'immunità sono quelli di sinistra, quelli che l'hanno fatta eleggere, no? I Fratoianni, eccetera, i Verdi e anche il PD. Trovo che sia già una considerazione, ci sia su questo già una considerazione da fare. Ricordiamoci che il ministro Salvini, da ministro, oggi non ha ancora terminato la sua persecuzione giurisdizionale, perché nonostante il verdetto di assoluzione c'è stata la impugnazione e quindi rischia di nuovo con un nuovo processo per aver difeso i confini, per aver difeso il nostro paese. La signora Salis, mentre faceva la maestra, ha pensato bene di andare in Ungheria, si è presa le ferie e è andata in Ungheria, quindi sapeva bene dove andava. E ora è accusata di aver, contribuito a massacrare delle persone. Tra l'altro è accusata anche di, lesioni che potevano essere letali per queste persone. Questo è avvenuto prima della sua candidatura, anzi questo l'ha portata ad essere candidata, cioè se fossimo in un mondo normale io dubito che questo sarebbe potuto essere. Comunque lei per le regolamentazioni europee, tutti gli europarlamentari sono ovviamente soggetti, anzi non possono avere l'immunità per tutte le situazioni che sono accadute prima delle elezioni, quindi andava abbastanza da sé, normale, regolare, come è avvenuto fino ad oggi, che venisse accettata da parte della Commissione la revoca come richiesta. Invece oggi c'è stato un colpo di mano, potrei dire quasi della democrazia, anche se poi il 7 di ottobre andremo in Parlamento europeo e voterà il Parlamento, perché oggi la Commissione ha votato 13 a sfavore della revoca e 12 a favore della revoca. Gli 11 erano scontati, no? Perché appartenevano ai gruppi di cui parlavo prima, ma che 2 europarlamentari, quasi certamente del Partito Popolare, si siano accodati, avvicinati a questa incredibile vicenda votando per il no alla revoca è davvero una cosa gravissima. Anche perché la Salis oggi è quella che insomma le è consentito di scappare da ciò che per tutti noi è una regola, dovrebbe essere una regola, cioè la parità di trattamento davanti alla giustizia. Non ho capito perché una persona che decide liberamente di andare in un altro paese ed è accusata di aver fatto cose così gravi a danno di persone e l'abbia fatto prima delle elezioni, e quindi la regolamentazione netta del Parlamento europeo dice: se hai commesso qualche cosa prima tu vai regolarmente a processo, ti viene revocata l'immunità, come finora è accaduto. C'è da domandarsi come mai oggi la Commissione, con 2 voti, 2 persone europarlamentari del Partito Popolare Europeo, quindi diciamo che fino a ieri erano tra quelli che sostenevano la necessità che ci fosse un processo, si siano accodati a Picerno, Fratoianni, eccetera, affinché invece non ci sia per la Salis il processo.
Il 7 ottobre questa vicenda approda al Parlamento europeo. Si dovrà probabilmente votare sì nel caso in cui si voglia confermare la scelta della Commissione, cioè no alla revoca. Si dovrà votare no, cosa che ovviamente per noi della Lega, che siamo stati coerenti sin dall'inizio col gruppo dei Patriots, ma immagino anche CR e spero molti altri, spero anche i Popolari, spero Forza Italia, ecco, tutti il 7 ottobre potremmo poi essere protagonisti di una giustizia che in questo momento non è stata fatta. Aggiungo che ieri sera però io avevo avuto sentore di questa situazione, perché quando ci è stato raccontato che è stata fatta la richiesta anche in commissione di un voto segreto, cioè non solo segreto ma proprio inverificabile, avevo capito che qualcuno aveva venduto se stesso in qualche modo, ecco. Altrimenti non c'è bisogno di vigliaccamente scappare dalle proprie responsabilità. Assodato che tu non leggi i tarocchi all'angolo della strada, ma a questo punto io mi domando, giorno 7 si vota e magari si approva quanto deciso dalla Commissione e quindi la Salis si salva, ma a quel punto ci possono essere ripercussioni sulla tenuta del governo in Italia? Ma credo di no, perché io non credo sinceramente che Forza Italia si accoderà a una situazione simile. Non credo assolutamente che sia nelle intenzioni della delegazione di Forza Italia votare, anche perché oggi il PPE, che compone per 7 unità la commissione, ha votato per 5 unità per la revoca, quindi le 2 unità, 2 europarlamentari del PPE che invece hanno votato per la non revoca, io spero che siano la esigua minoranza, rimangano 2 anche in Parlamento europeo, in questo caso per la Salis c'è il processo. Ecco, quindi sinceramente non credo che ci siano situazioni che possono coinvolgere il governo in nessun modo, proprio perché sono certa che Forza Italia con certezza e convinzione voterà per la revoca, come è previsto peraltro dai trattati, da regolamenti, da tutte le documentazioni. Infatti il Presidente della Commissione oggi si era presentato in Commissione dicendo non ci sono ragioni tecniche per non votare a favore della revoca. Quindi sinceramente penso che noi combatteremo per la giustizia per tutti i cittadini, perché è un messaggio molto sbagliato quello che esce oggi. La Salis scrive sui social che difendere la sua immunità non significa sottrarla alla giustizia, ma proteggerla dalla persecuzione politica del regime di Orbán. È per questo che la tutela è essenziale. Le autorità italiane restano libere di aprire un procedimento a mio carico, come io stesso auspico e chiedo con forza. Ma non è la Salis che deve decidere quello che è previsto per la giustizia, i processi, cioè non è lei è già figlia di 25 condanne, occupazioni, ha aggredito poliziotti. Lei ha scelto liberamente di andare in Ungheria, mica l'abbiamo spinta noi ad andare in Ungheria. È accusata di aver massacrato uno che poteva anche morire e ci deve dire anche come dobbiamo comportarci. E poi ricordo a tutti che l'Ungheria è nell'Unione Europea, quindi le regole di ingaggio sarebbe molto grave che potesse farla la Salis, come pare che però in questo caso sia riuscita a fare assieme al PD, assieme, che ha una grande responsabilità su questo, al PD e SD, perché la Picerno, ricordo a tutti che è la vicepresidente, la Picerno PD è la vicepresidente del Parlamento europeo. Il PPE è un grande partito all'interno del quale ci stanno c'è un grande gruppo all'interno del quale ci stanno molti partiti europei, un grande gruppo all'interno appunto del quale ci sta anche Forza Italia, che oggi ha scelto di violare quelle regole che pretende dagli altri. E per la sinistra non abbiamo già parole, la sinistra AVS, i Verdi, The Left,
quelli avevano già detto e del resto l'hanno candidata, insomma, no? Ecco, quindi io penso che non debba essere la Salis a scrivere le regole di ingaggio, già ci sono le regole di ingaggio. Lei dovrebbe fare qualche cosa per rispettarle. Per adesso lei si è distinta in Parlamento europeo per essere un po' il nulla, diciamo, ecco, cosmico, per dire che le carceri sono razziste, per suggerire l'occupazione abusiva delle case e per scappare. Noi una volta, io e la Ceccardi, abbiamo tentato di farle una domanda durante un suo intervento, è scappata anche dall'intervento, non ha voluto rispondere e adesso scappa dai processi. Però la cosa molto grave è l'appoggio che ha dalla sinistra e in questo caso i 2 voti dei popolari. Ecco, allora a maggior ragione la lezione che deve venire da questa vicenda qual è? Nel momento in cui anche la plenaria dovesse salvare la Salis? Ma io spero davvero, guarda, che invece il 7 ottobre ci sia un rigurgito di spina dorsale, un rigurgito di rispetto verso gli ordinamenti giuridici, verso la democrazia. La democrazia è la possibilità che tutti abbiamo di credere che le leggi siano uguali per tutti, altrimenti se per qualcuno è possibile che la legge sia diversa, salta il concetto di democrazia. Quindi io spero ancora che in tutto questo percorso ne esca questa convinzione, cioè che il 7 ottobre poi lei faccia quello che è il percorso che dovrebbe fare, perché si dimentica che quell'uomo per il quale sono accusati lei e i suoi, diciamo, amici di situazioni gravi, dice la richiesta e anche poi dice l'accusa che le lesioni potevano essere fatali, cioè dobbiamo riportare al centro il concetto di giustizia e di rispetto della vittima. Certo. Questo è, secondo me, non puoi dimenticare che c'è una vittima in questa vicenda e le vittime oggi sono anche tutti i cittadini a cui viene richiesto nella stessa situazione il rispetto della legge, e c'è qualcuno che invece scappa. Questo è l'altro aspetto che secondo me è molto grave. E credo sia evidente sotto gli occhi di tutti. Per finire, quali saranno ora i tuoi prossimi impegni? Ma intanto noi stiamo facendo la mappatura dei centri islamici irregolari, perché all'interno dei centri islamici, come sui social, si creano le condizioni per il potenziamento della radicalizzazione, e questo è un tema che è molto importante, perché siamo in una situazione già avanzata di presenza di radicalizzazione. Sto seguendo molto e lo farò ancora di più nei prossimi giorni la questione della rotta balcanica, e magari nella prossima occasione vi racconterò anche delle prossime mosse che ho organizzato, perché io insomma sto nel nord-est e ieri ero a Trieste e veramente è una situazione inaccettabile quella che sono costretti a vivere i triestini con gli arrivi sulla rotta balcanica e poi anche la permanenza di centinaia di immigrati che generano molte bande e anche situazioni gravi di insicurezza. Quindi mi occupo di radicalizzazione, mi occupo ovviamente di tutela dei cittadini per la sicurezza e poi le competenze che sto sviluppando sempre di più rispetto a ciò che ha a che vedere con la portualità, il marittimo e la pesca. Questi sono i minori stranieri non accompagnati. Ecco, sto seguendo anche alcune questioni, magari ve le racconterò a breve. Molto bene, allora avremo modo di risentirci. Intanto grazie. Benissimo. E buon grazie lavoro. A voi. Grazie ancora. Grazie.